Nigeria. Dopo l'irruzione inglese morirono le 2 ostaggi. Afghanistan. Soldato americano ammazzato a 16 civili. Lingua siciliana. Per il governo Monte non sa a tutelare. San Giuseppe. Festa e tradizione in tutta la Sicilia. Benedica a tutti. Il 8, dal nord della Nigeria, una poco di soldati inglesi organizzarono un'irruzione per liberare gli ingegneri Chris McManus e Franco La Molinara, sequestrati lo passato maio. L'irruzione finì male, le 2 ostaggi furono ammazzate, non si sa se delle sequestrature o delle soldate. Secondo il giornale si aveva pagato un ricatto e le 2 ingegneri avessero potuto essere liberati presto, senza l'irruzione inglese. Secondo assai politico, il governo tecnico italiano accucchiava un'altra volta un punto di malafiura in campo internazionale, perché si mostrava tanto debilitato che gli inglesi non ci dessero niente di ciò che stavano organizzando. All'alba dell'11 di marzo, a Kandahar, in Afghanistan, un soldato americano, forse più raptus, uscì dalla sua base per ir da un villaggio vicino, dove sparava a diversi civili e a un vecchio capotribù mentre stavano dormendo. Dopo la strage, lo soldato si consegnò alle forze dell'ordine. Almeno 16 le vittime, tra di chi 9 le piccerite e tante le persone ferite. Secondo alcuni testimoni, lo militare non era solo, ma a guido c'erano altri soldati abbaddati. Per il presidente Karzai, il gesto fu imperdonabile, mentre Obama assicurò che stava a indagare e garantire la giustizia. Lo giorno 10 di marzo, la cancelliera tedesca Angela Merkel dichiarò alla vigilia dell'anniversario del disastro nucleare di Fukushima: non altre vittime come le rischi che il nudo pensava di correre si verificarono da un paese assai sviluppato e industrializzato. Questo mi convince dello fatto che avevamo a affrettare la nostra nascita dello nucleare. Sabato la Corte di Cassazione annullò la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che condannò a Marcello Dell'Utri a 7 anni di carcere. Lo sostituto procuratore generale Iacoviello dichiarò che lo concorso esterno in associazione mafiosa, lo reato dell'accusa dell'Utri, è un reato indefinito, allo quale non ci crede più. E aggiungivo che descrivere l'imputato come un referente terminale politico della mafia non vuole dire niente. Non si fanno così i processi, stanno a descrivere i fatti in concreto. Chi da passò fu una settimana difficile per tutta la Sicilia, suttiata di malo tempo. Ci furono assai burrasche e venti a chiostare di 100 km all'ora per colpa di un ciclone che veniva dal Nord Africa. Sabato la nave il Gesso M arrestò un pinciuto a tale scogli di Mazzarrona, picca dopo Caposanta Panagia, vicino a Siracusa. Le isole minori, specialmente le Eolie, arrestare isolate per lo mare Forza 6 e ci furono danni alle banchette delle porte. Assai furono da tutto lo sud le danni per gli allagamenti e gli traboccamenti di liciome per le forti piovute. La polizia scientifica di Palermo attribuì i resti di uno scheletro trovato nel 2009 a Rocco Pusambra vicino a Coniglione allo sindacalista della CGIL Placido Rezzotto, sequestrato dalla mafia l'11 marzo del 1948 quando aveva 34 anni e successivamente ammazzato. Lo vendere 9 di marzo, il governo Monti finalmente ratificò il trattato di UE, European Charter for Regional or Minority Language, ma leggendo il contenuto del decreto ne potremo addunare che è tutta una pigliata per fissa. Tutto resta come prima, e le più importanti lingue regionali, magari lo siciliano, parlate nel territorio italiano, non sono tra di chi che lo Stato si impegna a promuovere e tutelare. Tutto lo contrario di chi diceva di fare un trattato europeo. Sabato 10 presentarono nello Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo lo cartone animato Le Vespe Siciliane, realizzato dalla Graphimated Cartoon di Palermo. Ideazioni, animazione, musica, montaggio, eccetera. Lo cartone è un prodotto tutto siciliano e vuole fare conoscere la storia della ribellione contro i francesi e rivalutare l'immagine del popolo siciliano. Vedo che sei pronta per la cerimonia, figlia mia. Sono felice, padre. Ruggero sarà un marito meraviglioso. Isabella, amore mio. Finalmente domani mi sposo, Imelda. Sono felice per te, Isabella. Ma nessuno dovrà sapere del matrimonio. Il governatore ha emanato lo ius prime noctis. Smettila di frignare. Ho solo fatto rispettare una legge. La mia. Questa situazione non può continuare. Stavolta la Procida deve pagare. Altri nobili sono favorevoli ad organizzare una rivolta. Volete continuare ad essere trattati così? Da gente che ruba, c'ha fama e molesta le nostre dame. È ora di finirla. E noi abbiamo un piano.
domenica a tutti, palluni, in tale anticipazioni di la Serie A, sabato sera lu Palermo perdiu in casa P0-1 contro la Roma. La rete di Borini in talu terzo minuto nasciu di lu solito errori della difesa palermitana. In talo secondo tempo li rosaniuri foru sfortunati e non pottiru a bene i rilemuli. Domenica lu Catania abusillau la Fiorentina P1-0, con un rigore di Lodi in talo secondo tempo. In tale classificazioni, i rossi-azzurri si spaiano chiossai di lu Palermo. In tale Lega Pro, domenica li due squadre siciliani pareggiarono, lu Trapani a 1 in casa contro lu Barletta, lu Siracusa a 0 in tale campo di lu Sud Tirol. In tale classificazioni un canciaunenti, picchi magari la terza, lu Spezia, pareggiau. Rugby, quarta giornata di lu Sei Nazioni. Lo passato sabato, in talu Millennium Stadium di Cardiff, l'Italia si fece fuddari di lu Galles P24-3. L'Irlanda vinciu con la Scozia e l'Inghilterra vinciu in Francia. Sabato 17 si aveva a giocare l'ultima giornata. Pallacanestro. In tale Lega 2, lu Barcellona perdiu Erreri, che stavolta a Ostuni P87-78. In tale 1 femminili, l'Alcamo perdiu in casa contro lu Cagliari, che ha subittato in tale classificazione l'Opriolu, sconfitto di lu Schio. Ciclismo. Martedì 13, Vincenzo Nibali conchiuiu al primo posto la Tirreno Adriatico 2012, dopo la cronometro finale di San Benedetto di Lutronto. Lo ciclista siciliano aveva vinciuto la quinta tappa. Fra l'18 e l'19 di marzo in tanti cittati e paesi di Sicilia si tennu feste in onore di San Giuseppe. C'è l'uso di consare in tali case e qualche volta in tali pubbliche strade o chiazze una tavulata in onore di Lupace putativo di Gesù e di invitare a sta tavulata 3 personaggi, un vecchiareddo, una picciotta e un picciriddo, addiute un cialicchio bisognosi a rappresentare la Sacra Famiglia. Fra le tante particolari festeggiamenti ricordiamo le autari consate a Saleme, le tradizionali nuveni dette i nuveri San Giuseppe cantate in lingua siciliana a Catena Nova, lo giro delle tavolate consate in maniera artistica con tutti i mancionarii di stagione a Leonforte, l'alloggiata e le distribuzioni delle panuzze a Marettimo, la vampa a Musolomele. Dallo 16 al 18 di marzo a Centorbe, vicino Castro Giovanni, si tengono eventi e manifestazioni dedicate all'arancia rossa di Sicilia e IGP, bancaredde espositivi con prodotti tipici siciliani e punti di distribuzione di aranciate, torte, sfinci, dolci, arancini, tutto sempre all'arancia. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.